Potremmo però pensare a una pasta asciutta. È sufficiente. Noi la accettiamo in vita. Se ci arriviamo, se ci arriviamo.
scriviamo da una decina d'anni, ogni anno pubblichiamo un libro sulla montagna. Questo è stato pubblicato anche col patrocinio del nostro CAI. Sono libri che cercano di rappresentare la montagna dal punto di vista della gente che la abita, che non è una cosa facile, anche perché di solito chi scrive fa il contrario. Allora noi ci proviamo, anche quando si tratta di una montagna importante come il Monte Bianco, abbiamo tentato di capire che cosa poteva pensare quel montanaro plebeo e popolano che si chiamava Jacques Balmat, che era un savoiardo, poi dopo vi diremo una cosa interessante che riguarda anche noi, e che la scalò per primo. Che cosa poteva pensare Jacques, come si chiamava? Michel Gabriel Paccard, medico e borghese, che fu quello che scrisse, tentò di capire il percorso. Che cosa poteva pensare un filosofo importante come Horace Benedict de Saussure, che cosa poteva pensare della gente, cui diceva di andare verso il Monte Bianco, perché fu lui l'ideatore della scalata del Monte Bianco. Cose di questo genere sono molto presuntuose e noi però ci proviamo da un punto di vista semplice, tant'è che molte volte andiamo incontro anche all'incomprensione della gente, però siccome abbiamo le cose difficili, queste cose ci proviamo ancora. Del Monte Bianco, noi dobbiamo dire che erano nostri connazionali, perché ricordate, eravamo del Regno di Sardegna e quindi l'abbiamo conquistata anche per il resto dell'Italia. Grazie mille. Grazie. Noi abbiamo